Benvenuti agli approfondimenti di A Voi la Linea. Si può dire ufficialmente aperta la campagna elettorale in vista del 25 settembre con la consegna delle liste. Ci colleghiamo con Andrea Pierini per tutti i nomi. A te la linea, Andrea. Bentornati all'esterno del Tribunale di Trieste, siamo ancora qua. Ieri alle 20 si sono chiusi i termini per la consegna delle liste, saranno 21 i partiti che correranno in Friuli Venezia Giulia. Va detto che non tutti correranno per Camera e Senato, alcuni solo per la Camera e altri solo per il Senato, e va altresì precisato che adesso ci sono gli uffici elettorali del Tribunale, della sezione d'appello, che stanno verificando la documentazione. Ci sono ancora un paio di giorni per consegnare eventuali integrazioni richieste e poi si potrebbe essere esclusi, quindi non è detto che ci siano 21 partiti effettivamente in corsa. Questo lo sapremo nel corso di questa settimana. Non ci sono state sorprese negli elenchi, c'è solo, passatemi il termine, un visitors nei partiti principali, che è Maurizio Lupi per quanto riguarda i Noi Moderati, partito che fa parte della coalizione del centrodestra, che ricordiamo è composta da Fratelli d'Italia, Lega Nord, Forza Italia. Non ci sono esponenti di Forza Italia negli uninominali, ricordiamo che sono 1 al Senato e 3 alla Camera, divisi nella circoscrizione di Pordenone, Udine e Trieste Gorizia, che fa circoscrizione unica, e poi ci sono i 2 plurinominali, ovvero il listino bloccato dei partiti, che si compone di 3 nomi al Senato e 4 alla Camera. Complessivamente in Friuli Venezia Giulia il 25 settembre i cittadini saranno chiamati a eleggere 12 parlamentari, 8 alla Camera e 4 al Senato. Questo perché? Perché insomma lo sapete, o se non lo sapete vi aggiorno adesso, nella scorsa legislatura è stato deciso il taglio dei parlamentari. Era stata una delle condizioni per proseguire col Conte bis, con la sostituzione tra Lega e Partito Democratico. Là si è scelto il taglio dei parlamentari dai 945 ai 600 attuali, 200 senatori e 400 deputati. Non è stata riformata la legge elettorale, che è ancora il Rosatellum, che quindi è un mix tra uninominale e proporzionale, e quindi insomma la scheda sarà come quella del 2018, quindi un nome unico per le coalizioni per l'uninominale, e poi un listino bloccato. Non si può dare la preferenza se non al partito che compone la coalizione. Cosa succede adesso? Adesso, come detto, gli uffici della Corte d'Appello valuteranno la documentazione, potrebbero escludere qualche partito, magari no, e poi inizia la campagna elettorale che proseguirà fino al 25 settembre, quando gli italiani saranno chiamati alle urne, e poi il 13 di ottobre è fissata la prima riunione del nuovo Parlamento italiano e capiremo se il centrodestra, come dicono i sondaggi, avrà la maggioranza per poter governare, se invece bisognerà arrivare a un governo di larghe intese, o se magari può succedere, si ritorna al voto. A quel punto, prima di quel punto sarà il Presidente della Repubblica, come sempre, come abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi anni, a decidere quale sarà la strada percorribile. Direi che dall'esterno del Tribunale di Trieste è tutto. Questa sera tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda le liste. Un buon proseguimento. Grazie ancora ad Andrea Pierini. Noi cambiamo pagina. Dopo la pandemia la montagna friulana è sempre più meta di turisti, ma alla grande voglia di stare all'aria aperta non corrisponde una sufficiente consapevolezza dei rischi che si possono correre se non si ha un minimo di preparazione. Da qui il significativo incremento di accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Tolmezzo. Infortuni in montagna, c'è un aumento forte di accessi al pronto soccorso, vuoi per imperizia, vuoi per tutta una serie di fattori. Ne parliamo con il direttore della struttura operativa complessa di medicina d'urgenza e pronto soccorso dell'ospedale di Tolmezzo, dove si segnala un incremento di oltre il 30% rispetto all'anno passato di accessi al pronto soccorso. E come incidono appunto gli incidenti in montagna, dottor Pilinini? Buongiorno. Dunque, per quanto concerne l'assetto traumatologico, noi abbiamo circa il 26-27% che rappresenta ovviamente la popolazione che accede in pronto soccorso per tematiche, problematiche legate ai traumi. Queste possono avere incidenze variabili, dai politraumi ai traumi minori, legati prevalentemente a attività sportive
oppure per attività lavorative. La montagna ovviamente è un ambiente che deve essere sempre calibrato e valutato con attenzione, vuoi per le attività ludiche, mi rivolgo principalmente alle attività sportive, escursionistiche, ma anche alle attività lavorative. La montagna ovviamente ha dei pericoli nascosti che vanno conosciuti per essere evitati. Ecco, ma soprattutto per quanto riguarda il turismo, troppe persone che si improvvisano, no? Appassionati di montagna perché c'è tanta voglia di stare all'aria aperta, però si parte senza avere il quadro preciso di quella che è la situazione. Quello che pregiudica molto l'incidenza dell'infortunistica in montagna, secondo me va identificato un po' anche nella inconsapevolezza, ecco, delle proprie capacità e delle proprie condizioni molto spesso fragili, ecco, delle persone che accedono in montagna. Molte persone anziane che non si idratano adeguatamente, che non tengono conto delle proprie comorbilità, delle terapie che stanno facendo, e questo ovviamente deve essere tenuto ben presente, specialmente da chi in qualche modo decide, ecco, di affrontare una vacanza o comunque un'escursione, ecco, in montagna. Ricordiamo che adesso la montagna, in questo periodo che offre delle opportunità per le attività sportive legate molto all'attività del cicloturismo. Adesso con la possibilità di affrontare salite anche proibitive appunto in passato, grazie appunto per esempio alle biciclette assistite, vengono affrontate in maniera, secondo me, anche un po' troppo alla leggera da persone che fino a qualche anno fa mai avrebbero appunto potuto, ecco, godere di queste esperienze. Ogni anno noi abbiamo a che fare con intossicazioni anche abbastanza gravi, ecco, perché la persona assume magari delle pietanze con delle piante che si rivelano chiaramente essere tossiche. Quindi consiglio a queste persone che prima di avventurarsi nella raccolta, la raccolta dei funghi, debbano ovviamente avere delle giuste informazioni, o comunque rivolgersi sempre alle persone esperte che sappiano dare le giuste indicazioni. E comunque non solo funghi, mi diceva, ma anche piante generiche, piante, insomma. Sì, piante, bacche e quant'altro che possono apparire belle nella loro presentazione, ma possono essere anche drammaticamente pericolose per delle intossicazioni anche severe. Questo lo abbiamo avuto, non frequentissima, ma ci sono, questo sì. Passiamo adesso al basket per il primo weekend di lavoro per la Web Gesteco Cividale in vista della prima stagione in A2. Prima fase del ritiro a Lignano Sabbiadoro e poi spostamento a Sutrio. Sabato i giocatori sono tornati al Pala Gesteco a 2 mesi dalla festa che ha sancito la promozione. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000 million lives. My patience is waning. Is this entertaining? Our patience is waning. Is this entertaining? Cividale non vuole essere una Cenerentola, una piccola cittadina, la più piccola poi oltretutto tra le squadre di Serie A2. Il nostro obiettivo è quello di consolidarci, è quello di salvarci al più presto, di regalare emozioni ancora a tutti i nostri tifosi della Marea Gialla che anche stamattina ci hanno abbracciato in numero davvero cospicuo. Sicuramente dobbiamo stringerci attorno a Coach Pilla e a fidarci del suo credo, del suo staff, è uno staff consolidato che ha dimostrato di poter far bene, è stato implementato nel corso dell'estate e anche Pepper l'ha dichiarato nel corso di un'intervista, la garanzia è Coach Pilla. La squadra è fatta, ci sono 9 giocatori veri, poi c'è il 10° Enrico Michalic, poi ci sono altri ragazzi tipo Marco Gasparini che giocherà in Serie C Silver con la Longobardi Cividale, che però si allenerà con la prima squadra, con la Serie A2 anche, poi ci sono i ragazzi del settore giovanile che faranno numero, come si dice in gergo.
Come ci si sente ad affrontare questo primo campionato di Serie A2, portabandiera di questa piccola cittadina? Per ora sono molto tranquillo, con moltissima voglia di iniziare. Sono molto curioso anche, credo come tutti i miei compagni, tutta la città, quindi ovviamente con aspettative alte, buone, però consapevoli che sarà molto difficile. Noi vogliamo iniziare a scrivere anche noi la nostra parte. Dalto, prima di tutto sei il primo americano qui a Cividale, un po' di responsabilità ce l'hai. Molto contento per questo anno, molto felice. Very happy to play in this city with the fans. Sono molto contento di giocare in questa città per questi tifosi e non vedo l'ora di iniziare. Can't wait. Equal championship, most teams are the same. Sarà un campionato equilibrato. Noi siamo una squadra giovane e vogliamo sfruttare la nostra energia, il nostro assetto difensivo e le nostre qualità di gruppo. More defense and just play together. To the top, but, Spero di portare questa squadra al top, dipende solo da noi, staremo a vedere. Nulla è impossibile. And we will see. Assessore, per una squadra che va in A2 ci vuole anche un palasport di A2, adeguato, anche se è un ottimo impianto questo. Sì, come si dice, tanti onori, tanti oneri anche, no? Noi avevamo già affrontato la A2 con questa struttura, con l'APU quella volta che li abbiamo ospitati, però ovviamente i tempi cambiano, si va avanti e adesso è la nostra squadra, cercheremo di metterla nelle condizioni migliori sin da subito. Dovrebbero partire a breve dei lavori di adeguamento per quanto riguarda impianto audio, tabelloni e sistemazione del parquet e poi stiamo aspettando che il tecnico ci porti il piano sicurezza, che è la cosa più importante, e dopo le indicazioni che ci sono state date dalla questura anche lì ci saranno sicuramente degli adeguamenti da fare e diciamo che nell'arco di questa stagione, speriamo nel più breve tempo possibile, anche questo palazzetto, no, sarà all'altezza della Serie A2, che già così lo è sicuramente, però sappiamo appunto che alcuni aspetti vanno tenuti in forte considerazione e noi stiamo facendo tutto il possibile e anche un po' l'impossibile, visto i tempi stretti, per poterci mettere al passo. Inaugureremo noi questo campionato il 1° ottobre, per quella volta lì speriamo di essere già a buon punto. Cercheremo di creare, diciamo così, veramente meno disagio possibile agli spettatori che immagino che per questo momento storico correranno in massa qui in via Perusini. Questo era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon pomeriggio.